intimidazioni agli agenti della municipale dopo lo sfogo del comandante, oggi l'assessore alla sicurezza Boraso, gli agenti della locale sempre più nel mirino dei criminali. Asili, è scontro in aula in Consiglio Comunale per l'approvazione del nuovo regolamento, la protesta per l'anonima del rappresentante scelto dal sindaco. E caccia ai banditi che hanno assaltato il supermercato Coop in campo San Giacomo a Venezia, le indagini della squadra mobile. Diego Lorenzoni, imprenditore coraggio di San Stino di Livenza, la sua storia in sogni d'acciaio come messaggio di speranza a chi l'ha persa per colpa della crisi. Don Enrico Torta oggi festeggia il compleanno pensando ai più deboli e ai truffati dalle banche, il suo messaggio di conforto: chi ha bisogno di aiuto e solidarietà. Bilancio positivo per gli acquisti di Natale, ma ora si attendono i saldi. Tra gli acquisti in offerta i capi d'abbigliamento, così secondo Confesercenti. Smog, allarme cessato grazie alla pioggia di queste ore per i livelli di polveri sottili nel comune di Venezia. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia, questi dunque i titoli di oggi. In apertura la sicurezza con le intimidazioni agli agenti della municipale di Venezia dopo lo sfogo del comandante Marco Agostini. Oggi l'assessore alla sicurezza rivela come da tempo gli agenti della locale siano nel mirino dei criminali. Sentiamo. Io personalmente vorrei ringraziare innanzitutto la polizia locale che è stata celere, ma soprattutto i vigili del fuoco e la questura. Dopo lo sfogo di solitudine e colmo di amarezza in cui dichiarava di versare l'intero corpo di polizia municipale per voce del comandante Marco Agostini, viste le auto aziendali date alle fiamme, le immediate parole di stima e solidarietà da parte dell'assessore alla sicurezza. A sorpresa rivela come le intimidazioni da parte degli ambienti criminali continuino da tanto troppo tempo. Le minacce ci sono in questi mesi, il lavoro che sta facendo la nostra polizia locale è anche molto delicato. Anche per lui, al pari del comandante Agostini, il rogo sarebbe di acclarata natura dolosa. Chiaramente è stato un incendio molto pesante perché oltre che la macchina della polizia locale incendiata poi c'è stata anche la seconda perché di fatto c'era il parcheggio della polizia municipale. E già individuati i potenziali autori del rogo da collegarsi nel duro colpo sferrato nei giorni scorsi agli spacciatori di un noto ambiente della terraferma. Solo sul parco albanese sono stati interventi per scovare droga a centinaia, con risultati anche eclatanti. Ricordo il sequestro di 90 kg di marijuana effettuato dalla polizia locale. E quindi è un lavoro molto delicato che chiaramente si confronta con quello della questura in supporto. Ma è evidente che qualcuno probabilmente sta pensando di reagire in malo modo, si dice. Chiaramente siamo molto preoccupati e esprimo la preoccupazione a nome della Giunta. Si chiama Emanuele Galati, ha 16 anni, è di Trieste, si è allontanato da Mestre dove era ospite il giorno di Natale, probabilmente si trova a Trieste. L'appello lanciato su Facebook dalla madre Ketty Saxida chiede chiunque lo vede o lo abbia visto si metta in contatto in privato con lei o con le forze dell'ordine. La mamma ha lasciato anche il suo numero di cellulare che si trova pubblicamente appunto sulla sua pagina Facebook. Asili e nuovo regolamento e scontro in aula per la nomina del rappresentante, di seguito il perché, vediamo. Asili, nido e scuole dell'infanzia, ecco cosa dovrebbe cambiare: il portale unico per l'iscrizione online, un'unica graduatoria per tutte le strutture del comune, tolleranza zero e stretta per chi è moroso. In sintesi i 3 punti della riforma del nuovo regolamento sugli asili su proposta dell'assessore Romor. Oggi se ne sarebbe dovuto discutere pacificatamente e pacatamente nel corso della normale riunione di commissione, l'11ª per l'esattezza, ma è sul 4º punto che in Consiglio Comunale si è scatenato l'inferno, ovvero sulla presenza di un consigliere comunale come rappresentante dei nidi. Che in questo caso si fa carico di rappresentare l'istituzione e i cittadini, quindi ha un onere e una responsabilità di non rappresentare la sua parte politica ma di rappresentare l'istituzione. Che tradotto, stando alle opposizioni, significa in parole spicciole politicizzare sempre più anche gli asili.
dai 3 rappresentanti, 2 di maggioranza e 1 tra virgolette di opposizione, siamo passati a 2 rappresentanti, uno di nomina del presidente di municipalità e l'altro di nomina del sindaco. Andando oltre la polemica, la riforma così com'è non va bene perché allontana ed esclude i più fragili a discapito degli ignari bimbi, a cominciare dall'esclusione delle mamme e delle case famiglie, così sempre dall'opposizione. Non aveva permesso, diciamo, di non pagare alle mamme, quindi o tossicodipendenti oppure vittime di maltrattamenti, che quindi sono dovute andare via, come abbiamo più volte denunciato, dagli asili del comune. Regolamento non approvato con seduta rinviata al nuovo anno a metà gennaio. Siamo alla cronaca e caccia malviventi che ieri hanno assaltato il supermercato Coop in Campo San Giacomo a Venezia, le indagini della squadra mobile. È caccia ai rapinatori che ieri sera hanno fatto irruzione alla Coop di Campo San Giacomo dell'Orio. I banditi sono entrati al supermercato quando all'interno c'erano ancora i clienti e si sono diretti verso le casse. Con il volto travisato da sciarpe e berretti hanno chiesto i soldi e per far capire che non stavano scherzando, uno di loro ha estratto una pistola. A quel punto ai dipendenti non è rimasto che consegnare tutti i soldi in cassa. I rapinatori poi sono fuggiti con un bottino di circa 4.000 euro. Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra mobile della Questura di Venezia che hanno immediatamente fatto scattare le indagini. Una rapina, questa, che sembra la fotocopia di un altro colpo messo a segno la scorsa settimana al CRAI di Campo San Tomà. Medesimo modus operandi. Sono entrati quando il negozio stava per chiudere, banditi sempre travisati con sciarpe e berretti. In quell'occasione erano riusciti ad arraffare circa 1.800 euro prima di dileguarsi fra le calle veneziane. Gli investigatori ora stanno cercando di capire se le rapine siano state compiute dalla stessa mano. Si trovava in un'abitazione di San Donà, questa mattina la polizia ha bussato alla sua porta e per lui sono scattate le manette. Si tratta di un cittadino rumeno di 33 anni sul quale pendeva una pena di 5 anni di reclusione emessa dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano. L'uomo nel 2010 in provincia di Pavia si era reso responsabile di reati di violenza sessuale continuata e sfruttamento della prostituzione commessi in concorso con altri e con l'aggravante della violenza e minaccia nei confronti di una connazionale. Il malvivente è stato portato nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore. Le fiamme hanno avvolto il letto, un anziano è rimasto ustionato, l'incidente è scoppiato ieri sera in un appartamento di Mestre. Sentiamo. L'incendio è divampato in un attimo, partendo dal letto dove un uomo di 70 anni si era appena coricato. L'anziano è rimasto ustionato ed è stato portato dagli uomini del SUEM 118 all'ospedale All'Angelo. A dare l'allarme la moglie che ha visto le fiamme ed ha subito allertato i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti 3 automezzi e 10 operatori. Il rogo è scoppiato in un appartamento al 7° piano di un condominio in Corso del Popolo. Inizialmente sembrava che la causa fosse un cortocircuito della termocoperta, ma il rogo potrebbe essere stato anche innescato da un mozzicone di sigaretta. Gli accertamenti comunque sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco. L'anziano ha riportato ustioni in varie parti del corpo. Il fuoco ha avvolto il letto e la camera. I pompieri hanno lavorato per oltre 2 ore per spegnere completamente l'incendio. Danni da fumo in tutto l'appartamento. Illesa fortunatamente la moglie che ha chiamato i soccorsi. Sono stati attimi di paura anche fra i residenti che hanno visto fuoriuscire il fumo dalle finestre ed hanno visto le squadre dei vigili del fuoco entrare nel condominio. Sul posto sono anche arrivate le forze dell'ordine. Per un momento si è temuto di dover evacuare l'intero condominio, dopodiché almeno da questo punto di vista la situazione si è ridimensionata. La zona di Corso del Popolo interessata dai soccorsi è stata interdetta al transito dei veicoli. Operazione dei carabinieri del nucleo operativo ecologico di Venezia che negli ultimi 3 mesi hanno ispezionato nelle province di loro competenza, oltre a Venezia, Padova e Rovigo, diverse strutture sanitarie sia pubbliche che private. Dalle verifiche sono emerse per quanto riguarda 4 strutture ospedaliere violazioni relative al deposito dei rifiuti sanitari in stoccaggio da molto tempo, quindi oltre ai limiti temporali, nonché la incompleta tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti da parte di 2 aziende private che operano nel settore della raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei predetti rifiuti speciali. Sostanzialmente sono state rilevate situazioni non gravi, spesso di natura perfettamente formale, che nulla hanno a che vedere però con la qualità delle prestazioni sanitarie erogate al cittadino. E adesso la storia di Diego Lorenzoni, imprenditore coraggio di San Stino di Livenza, la sua storia come messaggio di speranza e purtroppo ancora tanti imprenditori in crisi. Sentiamo.
Questa è la storia di Diego Lorenzon, imprenditore di San Stieno di Livenza, che per salvare l'azienda di famiglia, pagare gli stipendi ai suoi dipendenti e onorare i fornitori ha preferito non versare le tasse allo Stato e per questo subire pure un processo. Il pubblico ministero l'accusa a Pordenone all'inizio di quest'anno, dice ma non possiamo chiedere niente a quest'uomo, dobbiamo assolverlo, finisce in prima pagina di tutti i giornali. Questo imprenditore ora non c'è più, ha 54 anni appena, a gennaio scorso la sorte e un male incurabile se lo son chiamato, ma prima di andarsene ha voluto raccontare i suoi disagi. Dice ho continuato a camminare con le scarpe bucate perché fino a quando percepivo l'umidità alla terra, l'acqua bagnata, l'acqua, il disagio di stare in questo modo di difficoltà, avrei capito che potevo continuare a lottare per salvare la mia azienda. Da qui è nato Sogni d'Acciaio, anche come speranza concreta a chi come lui si trova in difficoltà e per questo crede di essere giunto ad un bivio o peggio al capolinea. Ma così non è, dice Lorenzon, e per lui il giornalista con cui ha scritto la sua storia a quattro mani. L'azienda adesso continua a dar lavoro a 40 dipendenti, ma dentro c'era questo fuoco per cercare di uscire dalle difficoltà e l'ha fatto non da solo, ha dovuto chiedere aiuto ad altri e gli altri gli hanno detto tu stai sbagliando in alcuni punti. Non ci credevo, è stato il discorso di Diego, credevo di essere perfetto, credevo di saper fare tutto, credevo di essere un bravo imprenditore e invece ho capito che non lo ero, che avevo bisogno degli altri. Ed ora parliamo dello smog, allarme cessato grazie alla pioggia di queste ore per il livello di polveri sottili nel comune di Venezia. L'ARPAV nel bollettino diffuso oggi specifica che i livelli di concentrazione per i PM10 nella stazione di riferimento alla Bissuola sono rientrati al di sotto dei limiti dei 50 microgrammi per metro cubo. Il livello verde resterà in vigore da domani fino a nuova comunicazione, secondo quanto previsto dal nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano. Bilancio positivo per gli acquisti di Natale, ma per ora i commercianti, specie d'abbigliamento, puntano sui saldi di inizio gennaio. Sentiamo. È già tempo di bilanci per i commercianti che nella consueta indagine di Confesercenti emerge quanto e dove hanno speso i veneziani in occasione dei regali natalizi. La spesa media è una forbice piuttosto ampia che va dai 100 ai 200 euro per famiglia. È difficile oggi dare una cifra un po' più esatta e precisa. E gli articoli, come ormai da tradizione da molti anni, che più vengono acquistati durante il periodo natalizio sono i prodotti gastronomici, i giocattoli, perché i bambini sono sempre una delle principali attenzioni e pensieri durante il periodo natalizio, e poi i prodotti tecnologici. Insomma, nel contesto di perenne incertezza economica, il Natale sembra non averne risentito ed ora, con il Capodanno alle porte, già si pensa ai saldi di gennaio. Per acquistare a prezzi scontati si va dal 20 al 40% dei prodotti di abbigliamento. Infatti i regali di Natale nell'abbigliamento sono legati soprattutto agli accessori abbigliamento, perché si aspettano i saldi per acquistare i capi più importanti e quelli più costosi. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi torneremo in studio con altri servizi. Rieccoci in studio con l'edizione veneziana dei nostri notiziari. Adesso gli auguri a Don Enrico Torta, che oggi compie 80 anni, lo abbiamo incontrato. Ecco che cosa ha chiesto come regalo di compleanno. Che cosa desidera lei per il suo 80° compleanno? Io desidero di poter avere due cose solo: Dio nel cuore, un abbraccio a Cristo e servire ai miei fratelli nella giustizia.
Tutti lo conoscono come il prete antiusura, coppola in testa e sguardo attento, voce dura contro gli arroganti e cuore tenero con i più deboli. Don Enrico Torta oggi compie 80 anni. Oggi il grande problema è creare una civiltà giusta di amore, di fratellanza e di pace. Quella è la cosa più grande di cui abbiamo bisogno. Ogni famiglia ha diritto alla serenità. È il prete di Dese che le cose le fa in prima persona. Contro il risparmio tradito va a Roma, scende in piazza con il megafono e costituisce pure un'associazione da lui presieduta. Va anche dal Papa con le commesse, condannando le aperture domenicali, e subito diventa il sacerdote da copertina. Come regalo di compleanno nulla per sé, ma aiuti concreti ai più fragili. Il suo messaggio a quanti lo stanno ascoltando. Ce ne sono tanti che sono in difficoltà, poveretti, povera gente che non ha soldi per curarsi, che viene dimenticata nei turni delle loro case, che non ha la pensione, che è in difficoltà. Ieri sera 20:10 il capogruppo alla Camera Ettore Rosato, 3 temi trattati, anche quello dell'autonomia del Veneto. Sentiamolo. Si sia cominciato molto tardi. Zaia non fa il governatore da ieri. Zaia ha aspettato la fine di questo governo per intavolare una discussione. Però voleva il risultato del referendum. Sì, ma dice poteva farlo prima. Cioè non c'era l'unanimità in Consiglio regionale. Bastava fare una mozione che durava un'ora e che risparmiava peraltro qualche decina di milioni di euro. Cioè dice non andare al voto. Non andare al voto sul referendum. L'ha voluto fare per un fatto politico, non per un fatto procedurale, neanche per un fatto di legittimazione, perché nessuno in Veneto gli avrebbe detto no, non andare a Roma a chiedere maggiore autonomia. È stata una questione di campagna elettorale, rispettabile, perché ognuno fa le sue scelte, però assolutamente ne paga le conseguenze la Regione, perché un anno fa, anche solo un anno fa, noi avremmo potuto recepire quell'accordo che il governo ha sempre detto che era disponibile a scrivere, insieme alla Regione l'avremmo recepito in legge di bilancio. Però secondo lei non c'è un peso maggiore arrivare con 2.400.000 veneti che dicono sì, vogliamo l'autonomia, no? Assolutamente no. No. Preintesa arriva o no? Questo dipende perché in teoria sia Gentiloni che Bressa, ovviamente poi il sottosegretario Baretta, altri hanno confermato. Ma io penso che ci sono tutte le condizioni per farlo. Bonus micio per chi lo adotta è la proposta della consigliera di maggioranza in comune Silvana Tosi, che contro l'abbandono dei cani e dei gatti è riuscita a far approvare un regolamento a loro tutela. Sentiamo. Contro l'abbandono di cani e gatti e per tutelare tutti gli animali d'affezione, approvata nei giorni scorsi la nuova campagna di sterilizzazione degli stessi da parte del Comune di Venezia. Si traduce che ci saranno delle campagne di sensibilizzazione per la sterilizzazione e mi auguro anche che l'amministrazione possa anche aiutare economicamente le volontarie per le sterilizzazioni, perché questo adesso non succede. Promotrice della mozione lei, la passionaria Silvana Tosi, che rilancia e chiede che i nostri amici, al pari dei cagnolini, abbiano tutti l'obbligatorietà del microchip con tanto di anagrafe felina e con sgravi fiscali per chi li adotta. Sì, e anche favorire l'adozione con delle particolari agevolazioni. Nel frattempo si cerca casa per i mici della terraferma. L'idea è quella del Parco San Giuliano. La mozione a loro tutela è infatti stata approvata dallo scorso 21 dicembre. Io penso che sia più opportuno individuare l'oasi vicino al canile di San Giuliano, perché l'obiettivo finale di queste oasi è l'adozione. Ed ora siamo arrivati al nostro appuntamento con i presepi, quindi vediamo insieme la mostra dei presepi che si trova a Palazzo del Municipio.
E con queste bellissime immagini si conclude il nostro telegiornale di Venezia. Grazie davvero per averci seguito, vi lascio ovviamente alle previsioni del tempo. Buona serata. Pressione in deciso aumento sulle nostre regioni e tempo dunque asciutto e stabile con ampio soleggiamento un po' ovunque. Vediamo il dettaglio del 29 dicembre. Sul Veneto deciso miglioramento del tempo, sarà infatti una bella giornata di sole su tutti i settori con il cielo che si presenterà sereno o al massimo velato. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Le temperature massime saranno comprese tra 3 e 7 gradi, valori minimi tra -3 e 1 grado circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche sulla nostra regione tornerà a splendere il sole, sarà infatti una giornata caratterizzata dal bel tempo e il cielo si presenterà sereno e limpido praticamente su tutti i settori. Temperature massime tra 6 e 8 gradi, minime tra -1 e 3 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo al Trentino Alto Adige. Migliora il tempo sulla nostra regione, ampio soleggiamento ovunque, il cielo sarà sereno o al più con poche nubi sparse e con deboli nevicate sui confini alpini. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 2 gradi, valori minimi tra -5 e -6 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da nord-ovest. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci.